Oggi siamo qui e portiamo avanti una petizione al prefetto e una petizione al sindaco di Treviso perché si facciano intermediari in tutte le sedi opportune per quello che riguarda il prefetto direttamente presso il governo, perché questi aumenti vengano ritirati. Questo è l'appello di Gabriele Zanella, segretario provinciale di Rifondazione Comunista, dopo gli aumenti vertiginosi delle bollette di luce e gas, che dal 1° ottobre sono cresciuti rispettivamente del 29,8% e del 14,4%. Principali cause di rincari: la crescita delle quotazioni delle materie prime energetiche, l'aumento della domanda di metano e gli alti prezzi dei permessi di emissioni di CO2. Oggi diciamo che sono irricevibili gli aumenti che vengono fatti sulle tariffe e bisogni essenziali come la luce e come il gas, dopo che sono già avvenuti nel corso dell'anno ulteriori aumenti che vanno a gravare sui consumi delle fasce popolari, dei lavoratori, dei pensionati e degli studenti. Rialzo dei prezzi in bolletta sterilizzati dal governo Draghi, che per tamponare l'aumento ha già stanziato 2 miliardi di euro, fondi però largamente insufficienti, capaci di coprire solo 1/3 del rialzo complessivo. E Riformazione Comunista porta sul tavolo delle proposte anche la revoca del mercato libero di energia elettrica e gas. Le nostre proposte vanno in due direzioni. Il primo, che si vada ad incidere su quelli che sono i profitti, su quelli che sono gli utili di queste società, di queste multi-utilities, molte di queste quotate in borsa, perché non è giusto che vengano fatti dei profitti sulla pelle della povera gente e delle fasce lavoratrici. E la seconda proposta è che si vada ad incidere su quelli che sono gli oneri. È inammissibile dentro un paese che vorrebbe da Costituzione una fiscalità progressiva che ci siano delle tasse piatte e che addirittura si vada al di sotto della tassazione piatta con delle tasse al consumo uguali per tutti che vanno a penalizzare i ceti medio-bassi, i ceti medi e i ceti popolari della società.